Giampaolo Zani oggi ha ufficializzato il problema Chimento. Ecco, ma al di là di tutto, quello che sentivo, il messaggio che percepivo da lei e dai lavoratori presenti è il messaggio ai colleghi e ai collaboratori, che quelli che si sentono in qualche modo tutelati a breve per il posto di lavoro, che dimenticano quelli che sono fuori. L'altro sindacato è FIM e CISL, ma l'argomento non è CISL e CGL, è quanto pesa questa mancanza di solidarietà e quanto è un ricatto da parte delle aziende tenersi accanto i lavoratori col sogno che comunque loro non verranno toccati. Sì, noi siamo convinti che di fronte alle situazioni di crisi una delle risorse fondamentali sia l'unità tra i lavoratori. Unità significa riuscire a capire che il destino di ciascuno è legato al destino degli altri e che probabilmente solo mettendoci assieme col contributo di tutti è possibile ottenere risultati migliori per tutti. Non sempre questo messaggio viene recepito e scatta. Nel caso di cui stiamo parlando, l'Achimento Gioiellieri, io temo e ho notato ci sono i segni di una netta separazione tra le persone che ritengono di avere in qualche modo il futuro assicurato perché stanno lavorando e quindi pensano di non essere coinvolti nei licenziamenti, e chi, a causa di un lungo periodo di cassa integrazione già fatta, sente quasi di dover essere licenziato fra qualche settimana. Questa separazione fa male al sindacato, fa male agli stessi lavoratori, fa male anche all'azienda, a mio modo di vedere, perché credo non favorisca un investimento sul futuro.